Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Mazara, giornata numero 26 del girone A di eccellenza siciliana. Ferruzza supera Benè, posizione di fuorigioco. Occhio a Giovagnoli, gira sempre sul mancino, il pallone a ridosso della linea di porta, Giovagnoli insiste. L'Opicio lo stava per perdere, la marcatura comunque rimane ancora a Casavala, mette in mezzo verso Gomez Nobre, cade in area, calcio di rigore per il Mazara, il fallo su Jailson Gomez Nobre. Risoleo, il Mazara passa, il gol dell'1-0 con l'argentino. Il Mazara torna a segnare dopo 5 partite. Attenzione all'occasione che ha Pane Bianco. Gomez si cerca di vincere il rimpallo più efficace. Giovagnoli, Ferruzza, posizione buona per Pane Bianco. Boyang allarga tutto, Pongo entra in area, vince il rimpallo anche lui, mette in mezzo con il sinistro, da dietro il tiro in porta di Boyang. Il gol del 2-0 delle Mazara nonostante il tocco da parte di Barbagallo, il terzo gol per il gambiano da quando è arrivato in Italia. De Morra 1-2 con Albanese, calcio da fuori, Coco, lancio morbido, Fernandez, tacco per Giovagnoli, il piazzato, batte Giovagnoli, è uno schema, il tiro oltre la traversa di De Morra, la prende Giovagnoli, sale il Geraci, sale il Pane Bianco. Solita scena, Pane Bianco verso l'interno, passaggio per Fernandez. Coco, lancio in mezzo verso Guadagnoli, Fernandez al volo, allontana Ciancimino. Fernandez in area, la mantiene in campo, ce l'ha sul sinistro, passa dietro per il tiro di Ferruzza, il gol del Geraci, il primo in maglia blaugrana per Diego Ferruzza alla seconda da titolare, 2-1. Occhio però a Gomez Nobre che rientra, Casapalla, deviazione di Reghini, Fernandez ha preso fiducia dopo l'assist, prova il tiro dal limite dell'area di rigore. Pallone per Pane Bianco, cambia molte volte il Geraci, Fernandez mette in mezzo, secondo palo, il gol del 2-2, ha segnato Guadagnoli, il Geraci la riprende, ma sei in campionato. Calcio di rigore per il Mazara, batte Risoleo, possibilità di riportarsi in vantaggio. Il mancino in porta, la doppietta di Francisco Risoleo su calcio di rigore, il Mazara è di nuovo in vantaggio, 3-2. Il Mazara vuole prendere tempo, è stato espulso Gomez Nobre. C'è un altro rosso per Pane Bianco, il rosso anche per Casabala. Geraci in 10, Mazara in 9. Pallone al vuoto, il tiro di Guadagnoli. Ci saranno ancora tanti minuti da giocare con sul secondo palo. Il 3-3 al 91esimo. Ha segnato Bruno Reghini dalla difesa. Il suo colpo di testa non segnava dal 2018. Azione! Fuori Ferruzza, Benè si distende, pallone ancora vivo, Fernandez, ancora Benè che salva il risultato. Geraci a millimetri dalla rimonta, nel finale è ufficiale il 3-3.